L'emergenza idrica non fa sconti al Nuorese. Le scarse precipitazioni degli ultimi mesi hanno ridotto le risorse dell'acquedotto di Ianneferro al di sotto del 20% della disponibilità massima, un dato che ha comportato il passaggio dal livello di allerta a quello di pericolo e che ha portato all'adozione della stessa soluzione impiegata lo scorso autunno per i comuni serviti dalla diga di Maccheronis, quella del razionamento idrico. A partire dal 27 gennaio i 17 comuni serviti dalle dighe di Olai e Govossai vedranno una restrizione del rifornimento idrico a giorni alterni, 24 ore di apertura e 24 di chiusura nei comuni di Nuoro, Bolotana, Dorgali, Fonni, Gavoi, Lei, Lodine, Mamoiada, Oliena, Ololai, Oniferi, Orgosolo, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule e Silanus. Una disposizione stabilita dopo un tavolo di crisi convocato dalla Regione e l'incontro tra i sindaci dei comuni interessati e i vertici di Abbanoa e Egas. In un comunicato Abbanoa garantisce assistenza continua alle amministrazioni dei comuni coinvolti e la rimodulazione tempestiva della restrizione qualora i livelli degli invasi si alzassero.